rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso nel parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. In simultanea con Radio Libertà, che giorno è? 12:42 l'ora. La temperatura qui, insieme a Francesco il Grande, assiso sulla torre di comando della regia tecnica interna, è decisa dalla commissione interna ed è arrivata al 24,7 centigradi sopra lo zero, esterna 10,1, sempre centigradi ovviamente, 71% l'umidità, 1014,7 millibar la pressione. Fuori splende il sole, ci bacia il sole in fronte. Convenevoli formulaici per ricordare l'abbraccio forte al signor Adrian Angela, Carmela e Clotilde. Loro ci seguono e ci seguiscono anche dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre 100 anni. Meditate, gente, meditate. Poi la Radio DAB, altro importante supporto per seguirci, il sito radiolibertà.net, il profilo Facebook, dove potete orientarvi tra le nostre trasmissioni. Ogni notte che il cielo manda in terra, il sottoscritto pubblica le sinossi delle sue interviste che andranno in onda poi durante il Che giorno è, in diretta alle 14, dopo le 13:35, e poi Twitch, il social di ultima generazione. Alex, accendi Radio Libertà, passaparola, me ne saremo riconoscenti. Le applicazioni iOS e Android per seguirci ovunque voi siete sulla costa terrestre con i vostri cellulari, smartphone, iPhone e chi ne ha più ne mette. YouTube a singhiozzo, Radio DAB, so di averlo già detto ma lo ripeto, direi che di quel che c'è non manca nulla. Prima di presentare le interviste, lo sapete, questa è una trasmissione, insomma, vuole, sperando di non essere presuntuosi, essere un contenitore, quindi linee aperte se volete intervenire, 0292947222. Sta imperversando lo scontro Meloni-magistratura con questo avvocato che ha sporto denuncia per il caso del colonnello libico criminale di guerra, lo sapete tutti. Questo avvocato che è stato sottosegretario con Romano Prodi, magari se avete voglia di parlarne lo potete fare, potete anche inviare un WhatsApp 340 6709 659. Ma queste sono de minimis non curat praetor, perché qui non ne parleremo, ma fibrigliamo per l'evento dell'evento, l'ultimo giorno della prima fase di Champions, tutto in contemporanea, e giocherà l'Inter, giocherà la Juventus, giocherà il Milan, giocherà l'Atalanta, giocherà il Bologna. Quindi si tratta di un giorno speciale, vedremo chi passa e chi no, potrebbe addirittura restare fuori il Paris Saint-Germain. Francesco, pensa, il Paris Saint-Germain che spende da solo tutta la Serie A. Sì. I ricchi che ostentano non attirano mai la simpatia del popolo. Però la saggezza popolare, c'era una zia di un mio amico che raccontava, lei da giovane ha fatto la cuoca e ha fatto la donna di servizio a Milano, sto parlando di 50-60 anni fa, e ci raccontava che aveva mezza giornata libera, e quando aveva la mezza giornata libera prendeva altre sue amiche qui a Milano e andava in Piazza Duomo e diceva: dai che andiamo a vedere i signori che mangiano il gelato. Andiamo a vedere i signori che mangiano il gelato. Meraviglioso. Il popolo ogni tanto ha delle perle, delle pepite nel suo spirito. Comunque
C'è una telefonata? Pronto? Buongiorno signor Pellegrini, Lisetta. Premetto Buongiorno. quello che sto dicendo, signor Pellegrini, che non è colpa del signor Pellegrini. Allora, questa è l'ultima volta che la chiamo, perché, signor Pellegrini, le registrazioni della radio non vengono fatte come il giorno prima. Cioè è inutile a questo punto fare le registrazioni alla nostra radio. Il regista, che non voglio fare il nome per educazione, visto che io sono più educata di lui, il regista esclude tutte le nostre dirette, perciò a questo punto, signor Pellegrini, ripeto, è inutile che noi andiamo in diretta. Vuol dire che non ci ascoltate, noi ascoltatori non valiamo niente. State facendo un sacco di pubblicità sui film, direi anche troppe. Questo che cosa c'entra con la Lega? Devo solo aggiungere che io preferivo il regista Carnelli, una persona molto più vera e capace di fare il suo lavoro. Un saluto da Lisetta. Va bene, noi accettiamo anche le critiche, francamente non sono in grado, so che i meccanismi delle repliche non sono curati neanche dai tecnici, ci sono delle disposizioni di tipo anche editoriale, e quindi c'è gente che mi dice in privato: ma Pelle, non ti sento mai in replica quando vai in onda. Ho detto: non lo so, non lo decido io, non dipende da me, quindi poi ognuno ha le sue simpatie, le sue antipatie, le proprie ragioni. Io non, anzi, ho già parlato troppo. Comunque la signora Lisetta si è espressa con grande educazione, e io sono qua, signora Lisetta, quando vuole chiamare per farsi sentire, perché comunque andiamo in onda, poi se non c'è la registrazione non so cosa tecnicamente ci sia, francamente mi dispiace. Salutiamo Francesco il Grande ed ecco l'avvicendamento con Lorenzo il Magnifico. Non sono in grado, magari dovrei esserlo, però cambiano le cose, ci sono specifiche tecniche, quindi sono io, comunque ho il mio lavoro anche da seguire, quindi non so i motivi, però noi andiamo in diretta e andiamo anche a far sentire la vostra voce in diretta, che si sente dappertutto, dove ho detto prima, Radio DAB, chi si collega con YouTube, e poi ancora Twitch, e poi la televisione, il canale 252 del digitale televisivo terrestre, quindi vi sentono in contemporanea, simultanea, vi sentono anche credo nei podcast, eccetera. Quindi non so adesso francamente dire altro. Comunque io sono qua, quando lei vuole telefonare io apro le chiamate come faccio con tutti, ci mancherebbe altro. Allora, cominciamo bene con un po' di Freeze e andiamo avanti, perché Lorenzo, ecco, visto che io e te siamo coinvolti con questa sera, avevo chiesto a Francesco di mandare l'incipit della Champions, quindi facciamo sentire un po' il gran galà di questa sera. Vai in condivisione, vai in condivisione che è un bel vedere. Viottoli, guarda, che spettacolo. E la Champions di questa sera, vediamo come va a finire. Allora andiamo avanti. Tra l'altro la settimana scorsa te l'ho già raccontato, no Lorenzo? Ho beccato su YouTube la telecronaca di Inter Barcellona del 2010, con telecronaca in francese dal primo all'ultimo minuto, e quando l'Inter segnava c'era Rosalia, che era tifosa di casa, che si alzava in piedi così, come fossi tu pensa, è che tu sei giovane,
io fosse al posto vostro, per Lorenzo mi toglie la mia anti-juventinità naturale. La finale del 96 a Roma con l'Ajax è stata anche quella, è stata una partita da ricordare, ma tu non eri neanche nato. Andiamo avanti. Allora, dicevamo, parliamo di sesso, con i trend nel mondo non monogamico, registrato da una survey, un sondaggio di Ashley Madison, lo sapete, è la piattaforma per incontri extraconiugali con 85 milioni di utenti. Il trend vede sempre di più una diffusione, un coinvolgimento dei rapporti non monogamici, una reciprocità, diciamo, sono sempre meno magari certi pregiudizi che una volta magari si aveva nei confronti delle donne, e quindi diciamo chi ha provato questa esperienza usando anche questa piattaforma ha avuto dei riscontri positivi, ed è interessante vedere. Tra l'altro è interessante che la generazione Z, cioè quella che riguarda anche il nostro Lorenzo, nati tra il 1995 e il 2010, sono quelli che più di tutti hanno oltre il 66%, hanno, diciamo, accolto favorevolmente questa esperienza, quindi un futuro nelle mani di giovani più emancipati, perché, questa è la mia visione, anche il maschio con i pregiudizi deve emanciparsi. Vedo che si sta andando in quella direzione. Poi c'è una considerazione da farsi, secondo me, perché a fronte di questo mondo, che una piattaforma con 85 milioni è rappresentativa, non in Italia, nel pianeta 85 milioni, è rappresentativa di una tendenza, però le cronache, le esperienze empiriche, quello che senti, ci sono altresì questi ragazzi ventenni che li senti nelle trasmissioni televisive, te lo spiega, te lo racconta qualche amico, qualche amica, che per loro, se una ragazza è vestita in modo discento, se l'è andata a cercare, se poi ha subito violenze. È una frase raccapricciante, che incontrava già 40 anni fa, quando i 20 anni li avevo io, incontrava già contrarietà tra i nostri coetanei. Se uno tra di noi diceva una frase del genere era guardato come un cretino, visto che vengo dal Triveneto, come un mona, per usare un termine che può essere, come dire, borderline con la parolaccia. È cambiata è sicuramente cambiata la consapevolezza, perché se adesso uno dice una cosa del genere, non è guardato come uno scemo, è guardato come uno che dice una cosa grave. Quella volta per noi era uno scemo, ma se sentivamo un quarantenne, un cinquantenne, un sessantenne dire la stessa frase, li consideravamo semplicemente esponenti di generazioni vecchie, antiche, superate, sorpassate. E adesso però sentire che ci sono giovani che riprendono questi, chiamiamoli, stilemi comportamentali, mi fa pensare che si vada incontro a una frattura: da una parte il popolo più emancipato, le persone più emancipate, e dall'altra quelle che ripiombano addirittura nel Medioevo, insomma. Quando Medioevo intendasi come accezione negativa, che poi negli storici ti dicono no, perché il Medioevo è stato fecondo dal Medioevo, che con l'aratro che nasce la rivoluzione industriale, eccetera. Per carità, non, io resto, diciamo, alla percezione che si ha quando si dicono certe parole. E con Marta Giuliani alle 13:35. E poi dovevamo, la scorsa settimana c'è stato un problema, ma io sul latino non demordo, altro che lingua morta. La professoressa Silvia Stucchi, che è docente di lingua e letteratura latina, che ha scritto anche un libro, Il latino ci salverà la vita, come il latino ci salva la vita, l'avremo ospite per parlare. Lo sapete, ha fatto rumore la decisione del ministro della cultura di introdurre il latino, credo in termini facoltativi a partire dalla seconda media, il ministro Valditara ovviamente, e la sinistra naturalmente, come Annalisa Cuzzocrea,
sembra un nome di quelli usati nei film, vabbè, Cuzzocrea, è un cognome che colpisce, non so se è bello, però Cuzzocrea. Io mi chiamo Pellegrini, quindi posso prendere in giro i cognomi degli altri. Cuzzocrea, mamma mia. Comunque sta di fatto che ha parlato di relitto nostalgico e stranamente su Repubblica, quindi è una giornalista, scrittrice, mi sembra anche di sinistra, e dice qualcosa che una cinquantina di anni fa era ampiamente invece rimproverata, era vista in modo ampiamente negativo da Pierpaolo Pasolini, perché appunto Pierpaolo Pasolini nei primi anni 70, quando si cominciava a parlare di togliere il latino perlomeno dalle medie, diceva, spiegava che il latino è un mezzo per acquisire capacità critiche di analisi che rendono un cittadino maggiormente libero e responsabile. Io mi ricordo ai tempi che comunque anche noi ragazzi, anche magari quelli che non arrivavano al 6, io ci arrivavo, diciamo, mi ci arrampicavo anche senza studiare, riuscivo a arrampicarmi al 6, un po' di fortuna. Però anche quelli che magari non prendevano la sufficienza erano contrari a togliere il latino, perché tutta l'importanza che il latino porta con sé non è lingua, è tutt'altro che lingua morta, eccetera, eccetera. Poi cosa significa lingua morta? Lingua morta è un modo di dire davvero, mi viene da dire fascista quasi. Come fai a dire lingua morta? Cosa significa lingua morta? Noi stessi come esseri, come individui, sappiamo benissimo che persone che abbiamo incontrato nella nostra vita, amici, parenti, persone care, che sono scomparse, non sono morte, ce l'abbiamo dentro di noi, portiamo il loro ricordo e poi lo trasmettiamo. Quindi, e succede lo stesso con la lingua. La lingua latina è la base della lingua italiana, di 7 lingue neolatine: il francese, il portoghese, lo spagnolo, il rumeno, anche il rumeno, e ovviamente l'italiano, il ladino, il friulano. Quindi lingua morta, francamente, è un'espressione sbagliata. Mi ricordo qualche insegnante che difendeva, parlava, ma tutti i modi di dire che ci sono in latino, magari si arrampicava sugli specchi, ma sta di fatto che aver ucciso il latino, intanto una cosa mi sembra di poter dire, non ha migliorato la scuola italiana. Qui faccio il furbo, faccio il politico. No? Avete tolto il latino, bravi, migliorata la scuola italiana. Cosa dicono i testi invalsi? Che gli studenti degli ultimi 30 anni italiani non sono mai stati così ignoranti. I danesi dicono, poi per carità c'è l'ascoltatore che scrive non prendo lezioni da chi mangia baccalà, va bene, però sta di fatto i danesi, e ci sono i testi che lo confermano, un laureato italiano ne sa meno di un ragazzo danese che ha la terza media, se l'hanno la terza media, quindi siamo a questi livelli. Quindi diciamo che sicuramente il latino non ha portato fortuna. Togliere il latino, cioè, non ha portato fortuna, toglierlo non è servito e non ha migliorato la scuola italiana. Ore 13, fermiamoci, poi riprendiamo con il che giorno è vero e proprio. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te: 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del 10° giorno di piovoso mese del calendario repubblicano. Per tutti è un mercoledì miarqui, anno domini 2025 o 2025, che dir si voglia. Ecco, oggi inizia uno dei giorni della merla e giustamente mi ha corretto la signora, la ringrazio, signora di 92 anni, ha detto Milano, la candelora è il 2, non vuoi sbagliare, vuoi sbagliare di nuovo, il 2 di febbraio, perché avevo sovrapposto. Tra l'altro, curiosamente, i giorni della merla saranno più tiepidi, il freddo l'abbiamo avuto la settimana scorsa, c'è stato un gelo, andava sotto zero ad abbondanza. Allora, qui c'è una poesia, ecco, rimpiango, sono felice di comprendere e poter leggere i libri. Pensa che mamma mia, ma sono un intellettuale, leggo i libri, i testi in francese, le poesie poi neanche parlarne, a partire da Baudelaire ovviamente, non solo. Mi dispiace veramente non avere dimestichezza con l'inglese per non leggere in inglese Il Corvo di Edgar Allan Poe. Credo uno dei componimenti poetici più potenti, più tremendi, più destabilizzanti. Io credo che anche un ragazzo di 20 anni abbia le stesse emozioni che provava un ragazzo di 20 anni quando nel 1845 venne pubblicato per la prima volta sul New York Evening Mirror. Nevermore, incredibile. E restiamo nella grande letteratura con Anton Chekhov, non so se mi spiego, zio Vania. Valutati di più, ci penseranno gli altri ad abbassare il prezzo. Si dice che la verità trionfa sempre, ma questa non è una verità. Hai detto niente. Russo, naturalmente, no? Quando ci sono poi questi che sono andati ma si può, lasciamo perdere. Bianca Maria Piccinino, la signorina Buonasera, triestina, che oggi, se non ci sono correzioni, che compie 101 anni. E poi le annunciatrici televisive le chiamavano la signorina Buonasera. Erano di bell'aspetto, con una pronuncia, con una dizione spaventosamente perfetta, e davvero entravano in casa tua chiedendo permesso e le facevi entrare volentieri. Era il momento, era la Rai servizio pubblico, quello che ha smesso di essere da tanti anni. Poi è morto abbastanza giovane, 54 anni, Enrico Simonetti, era molto popolare. Lui era diciamo un musicista, pianista, poi era anche direttore d'orchestra, e era protagonista nelle più importanti trasmissioni di intrattenimento dell'epoca. Era anche un favoloso narratore di barzellette, e quella di mi chiamo Giuseppe, non chiamarmi Pino, mi chiamo Giuseppe, che se la sapessi raccontare ve la racconterei, lui la racconta in maniera, lui e anche Walter Chiari. Ed è il papà di Claudio Simonetti, uno dei Goblin, uno del gruppo I Goblin, Profondo Rosso. Allora, vi ha fatto sentire Lorenzo una composizione jazz di Franco Cerri, il milanese Franco Cerri, che era molto popolare per una pubblicità, il famoso uomo a mollo, appunto. Lui era in questa vasca, si vedeva la camicia con le macchie,
metteva il detersivo, le macchine andavano via. In realtà Franco Cerri è ancora considerato uno dei più grandi jazzisti italiani che ci siano mai stati. Aveva, così mettendo insieme un po' di materiale anche per questa trasmissione, cioè aveva prestigio internazionale, non era che fosse solo conosciuto e ammirato, a parte che il jazz in Italia è una cosa importante. E poi abbiamo, quando si parla del cinema di adesso, Vermiglia non è stato candidato, che delusione. Sì, se non hai il cinema, se non hai niente, se lo hai distrutto il cinema. Quando c'era lui, no, quando c'era Elio Petri, quindi siamo negli anni 60 e 70, lui ha avuto anche una nomination all'Oscar per un film celeberrimo, Indagine su di un cittadino al di sopra di ogni sospetto, è uno dei film forse più famosi degli ultimi 50 anni. Ecco, Elio Petri, vi dico, era considerato un regista di grande valore, ma veniva dopo rispetto ad altri, ovviamente Fellini su tutti. E poi abbiamo la grande Inter, Joaquín Peiró, era un giocatore ispanico, spagnuolo della nazionale spagnola, ed era anche stato anche giocatore della grande Inter con la quale ha vinto la Champions, credo del 64 o quella del 65. Poi mi sembra sia andato a giocare alla Roma. E poi Visitors, e bisogna avere una certa età. La prima serie, non quella uscita una dozzina di anni fa, molto bella anche quella. Tra l'altro questo attore che vi sto per per celebrare il suo gentile come è ancora vivo, ha fatto un cameo anche nella seconda serie, quella che deve essere stata fatta nel 2008-2009. Mark Singer, o Singer probabilmente, mi viene da dire la Singer come la macchina da cucire, forse Mark Singer, comunque ci siamo capiti. E poi abbiamo un famoso economista, c'è una frase meravigliosa di questo, da ragazzo ho anche letto un suo libro, non so come mai, me lo sono trovato, libro di economia, fatto benissimo, sono persino riuscito a capirci qualcosina, anche se Galbraith, James Kenneth Galbraith, una sua frase: le riunioni sono indispensabili quando non si ha voglia di fare nulla. Poi abbiamo un grandissimo calciatore che non vinse il pallone d'oro perché all'epoca delle sue gesta il pallone d'oro veniva assegnato solo a giocatori europei. Romario, l'unico giocatore vero e proprio che aveva la nazionale brasiliana, che nel 1994 divenne campione del mondo, l'unico fuoriclasse. Poi c'erano tanti giocatori. Dunga a me piaceva tanto, ma Romario, quindi abbiamo questo. E poi la graziosissima Heather Graham, che ha detto il puro divertimento è l'ozio. Noi ce la ricordiamo anche in Scrubs, in altre parti televisive. Credo lei abbia fatto anche la produttrice, e sia stata, se non sbaglio lei, non vorrei confondermi con un'altra attrice che appariva sempre nella serie dei telefilm Scrubs, ma mi sembra sia proprio lei. Come produttrice ha prodotto Cocaine Orso, era un film che è uscito credo in epoca ancora Covid, pandemica. Questo orso che è cocainizzato perché ha trovato della cocaina in un bosco, abbandonata dai trafficanti, e poi da lì una serie di vicende finché non ha avuto, credo proprio non abbia avuto seguito al cinema perché i cinema erano chiusi in quei momenti bui. E poi oggi ragazzi andiamo da qui in avanti, andremo assolutamente con Thomas Sardelli. In realtà Tommy Ramone, cioè non in realtà, questo è il suo vero nome, lui è magiaro, ungherese, ma era Tommy Ramone, uno dei componenti del gruppo leggendari Ramones,
che erano gli esponenti principi del punk statunitense, celebri tra coloro che sanno prendere in mano una chitarra. Io no, purtroppo. Poi ho capito perché, ne parlavo anche con Lorenzo Mancino, ho capito perché da giovane ero completamente, a parte che sono comunque non ho, perché io sono mancino e quindi quando mi davano una chitarra io la prendevo al contrario e quindi i suoni non venivano mai fuori, cioè mi dicevano schiaccia, devi schiacciare lì, devi fare così, però chiaramente non era mai la stessa cosa. Peccato, perché saper suonare lo strumento. Ho dovuto accontentarmi di arrangiarmi nel disegno, adesso neanche quello, faccio fatica purtroppo per problemi, per problemi tecnici, problemi di età e di acciacchi, peccato, però mi accontento comunque di ascoltarla la musica, che penso che non sia mai, come diceva Schopenhauer, la musica è il momento più elevato a cui può giungere un essere umano, salvo poi precipitare di nuovo nella fogna, per quella miseria che siamo. Adesso lo diceva Schopenhauer. Gli diamo sempre ragione, se non si arrabbiava. Abbiamo adesso, fatemi, allora, linee sempre aperte, c'è von der Leyen sotto shock, Giorgia Meloni e Trump. Benvenuti nel nostro canale YouTube. Italia ha rovinato i piani di Bruxelles in un solo colpo. Qui però non so chi sia l'ascoltatore, lo ringrazio per il suo intervento. A dire la verità, 12:29, forse non era indirizzato sottoscritto, comunque è c'è un link YouTube, da qua però non riesco ad aprirlo. E poi abbiamo allora qui abbiamo una serie. Quando scrive Maurizio vuol dire che ho sbagliato qualcosa. Nulla di nuovo, e poi dopo gli ostaggi israeliani di Hamas nuovi esempi che fanno storia. Stessa storia con Libia, avrebbero preso ostaggi tecnici in Libia. Amen. Maurizio, c'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto? Sì, pronti. Ciao. Telefono da Bergamo. Ascolta, volevo rifarmi a quello che sta succedendo in America, negli Stati Uniti, per quanto riguarda le leggi anti-migranti di Trump. Ed è una cosa che dovremmo fare noi, altro che trasportare 40 persone con una nave da guerra che ci costa milioni. Bisogna che li trasportassero coi canotti, perché è un costo immane per noi. Ecco, lui sta praticamente togliendo cure, finanziamenti, assistenza ai migranti clandestini. Lo dobbiamo fare anche noi, così la gente non parte più dall'Africa da qualche altra parte, perché qui quando vengono si aspettano le assistenze, capite? Quindi adesso quelli che sono qua, carichiamoli invece sulle navi quarantene che abbiamo usato per il Covid, a 5.000 alla volta, li prendiamo e li trasportiamo in Libia e in Tunisia. Poi gli altri non verranno più, perché adesso a marzo vedrete come incominceranno ad arrivare. Tanto se ne portiamo 8 alla volta in Albania, ne arrivano 1.000 al giorno, dove andiamo a finire? Io non so come fanno a pensare queste cose qua. Cioè bisogna darsi da fare e svegliarsi. Tutti devono andare via. Quelli che non sono clandestini sono pericolosi qui. Basta, grazie. D'accordo, grazie anche per questo intervento, ascoltatore Orobico. È un tema sempre all'ordine del giorno, e io lo dicevo anche spesso, da 3 anni ho smesso di fare mai più senza. Dicevo sempre che il vero problema sono i fautori, le boldrini, quelli che non vogliono nessuna regola, sono quelli che poi sono i primi nemici degli immigrati. Infatti cosa li fanno? Li fanno arrivare in massa, li affidano alle cooperative, 35 euro al giorno, e dopo tante sono brave persone. Se fossero tutti delinquenti avremmo la guerra per le strade, invece tanti di loro non sono, io non ci credo. Ce ne sono tanti, percentualmente tanti che delinquono, ma chi di noi non delinque? Quanti di noi non delinquerebbero se abbandonati completamente a se stessi? Certo, lo so, noi qui
abbiamo un fermo mentis e diciamo non andremo mai in un altro paese clandestinamente, questo sono d'accordo, però noi abbiamo una realtà un po' diversa, anche se è vero che quando si partiva dalla miseria più estrema, quella del Triveneto, quella del profondo sud, le persone partivano sempre in regola. Questo non voglio scusare la clandestinità, ci mancherebbe, però chi ha fatto di tutto per farli arrivare senza regole, quella magistratura, no, la Corte Costituzionale che tolse 2 punti fondamentali nella legge Bossi-Fini. Bossi aveva collegato l'immigrazione al posto di lavoro, prevedendo anche corsi di formazione presso le ambasciate, per potevano essere insomma gestite anche all'interno o all'esterno delle ambasciate. Quindi un'immigrazione regolare, un'immigrazione che avrebbe funzionato sicuramente molto, molto meglio di quanto non è accaduto. Diciamo che non è andata così, non si è voluto ascoltare chi diceva facciamo le cose per bene, controlliamo, eccetera. Adesso le persone non ne possono più, quindi Trump giustamente è diventato un idolo perché fa quello che tutti vorrebbero veder fare, perché dall'altra parte sono quelli che proprio non ci pensano, forse ci pensano e hanno i loro interessi, perché sull'immigrazione irregolare o in questi termini ci sono anche tanti che hanno i loro interessi, e questo è tristissimo. Andiamo con un brano di chi? I Ramones. Non so, io ho messo una scaletta, poi voi gestite. I Ramones. Allora c'era ancora Maurizio. Per esistono messaggi subliminali in tutta la natura delle femmine verso i maschi, anche le donne li mandano e noi con rispetto li cogliamo. Parliamo chiaro con le donne di oggi? Maurizio. Questa è
Allora, Maurizio, se non sbaglio, quello che colgo è che determinate considerazioni potrebbero togliere spontaneità e naturalezza al rapporto tra uomo e donna. Me lo metto da parte perché questo è interessante da porre non a me, che non sono detto ai lavori, ma alla dottoressa Giuliani, che è psicoterapeuta e sessuologa. Questo è... Ma Maurizio, io credo che io e te più o meno siamo coetanei e chiaramente per quelli della nostra età questo problema, infatti tu lo poni come oggi, però vedo i giovani che alla fine la spontaneità, amor omnia vicit. Come definisce il messaggio di vestiti discinti o senza mutande? Mamma mia. Piccinino non era signora Buonasera, ma giornalista di moda. Ma a me sembrava che inizialmente fosse anche annunciatrice. Sai che forse avevo preso una... Perché adesso che mi ricordo, lei ha condotto anche il telegiornale, quindi non era una signora Buonasera. Oh, con voi non si può sbagliare. Niente, con voi altri non si può sbagliare. Cioè, è praticamente come fare una diretta e aprire le telefonate, i WhatsApp, è come andare a fare gli esami. Va bene. È giusto comunque, perché non va bene assolutamente. Ho preso io una topica. Poi hai sempre Maurizio, licenziare subito chi ha selezionato i 49 per Albania. Non ci dovevano essere errori di sorta, ci stanno costando una cifra impossibile. Poi queste figure. Ne mandiamo in Albania 49 solo in settimana, a Lampedusa oltre 1000. Vi pare sostenibile solo per gli stipendiati in Albania, tra hotel, ristoranti, qualche avventura come riferitomi da lì? Ah, addirittura, questo è un po'. Amen, Maurizio. Non l'ho affrontato il tema dell'Albania e non intendo affrontarlo. Se vi interessa lo affronterò, ma francamente mi sembra una questione molto controversa. C'è molto... Non so se dire se un'iniziativa che è utile per cercare di dare un esempio o se è uno spreco clamoroso. È chiaro che è uno spreco clamoroso, però si spera questo spreco serve per seminare qualcosa o alla fine non serve a niente. Allora, ma quella parte politica che ha voluto tutto questo, pensando di poterne trarre vantaggi, non pagherà mai per i suoi errori? Pagheranno sempre i soliti, per primi tutti gli italiani? Beh, adesso non... Rebecca, mamma mia che bello. Rebecca ti chiami? Bellissimo il nome. Bello. Rebecca, ti rispondo come mi diceva mio nonno friulano quando ero piccolo. Nini, riguarditi, una volta al Cian e l'altra agli Evri. Bambino, ricordati, una volta tocca il cane, l'altra volta tocca la lepre. Adesso mi sembra, perché hai ragione, sono tanti anni che sono sempre completamente impuniti costoro, però adesso francamente il vento credo che stia cambiando seriamente. Lo stiamo percependo da alcuni anni, ma nel momento in cui ci sono dei leader che convincono le masse come Trump, poi vediamo quello che succede anche in altri paesi, secondo me adesso tocca a loro. Vedremo comunque, vedremo. Ramones spaziate davvero in tutti i generi nel giro di qualche ora. Questo non so che non vedo il nome. In realtà io spazio come gusti, dal jazz, il tango, musica classica, rock, cantautori italiani degli anni 70, da Paolo Conte a Branduardi, e più chi ne ha più ne metta. La musica etnica piace tantissimo. Io in realtà questo spaziale deriva dal fatto della scelta che ho preso con i genetriaci di far ascoltare le canzoni che corrispondono a chi in quel momento compie gli anni, a chi a chi compie il genetriaco, perché Tommy Ramone per esempio è morto, quindi è morto a 62 anni.
però diciamo, stavo per dire a chi compie gli anni, anche chi non c'è più, ma in quel momento, in quel giorno, è la sua data di nascita. Mi sono un po' pasticciato con con le parole. 18:29, andiamo, ce la facciamo? Sì, perché oggi non c'era molta carne al fuoco per quanto riguarda i rilevamenti demoscopici. Conti economici territoriali, anni 21-23, PIL e occupazione crescono di più nel mezzogiorno e i consumi del nord-est e del centro. Poi togliamo condivisione se c'era, poi ancora la ricchezza dei settori istituzionali in Italia. Abbiamo, rispetto al 2022, aumentata del 4,5% a prezzi correnti, collocandosi sui livelli più elevati dal 2005. Chiudiamo anche qui condivisione. Poi abbiamo, questo è un sondaggio, la Polis, realizzato dalla Polis, Università di Urbino, committente sempre la Polis. Le caratteristiche del buon politico: essere una persona onesta 28%, competente e capace 26%, saper capire i problemi 17%, essere coerente con le premesse 16%, avere un progetto politico 6%, saper comunicare in modo chiaro 5%, essere una persona che ha fascino 1%, non risponde 1%. Togliamo e andiamo con l'ultimo, perché c'è Vincent che mi sta minacciando perché sto sforando. Allora, SVG, allora, giustamente ha ragione lui. Allora, Fratelli d'Italia 29,7, PD 22,8, 5 Stelle 11,4, Forza Italia 9,1, Lega 8,4, Verdi e Sinistra 6,5. 13:30, chiudiamo in tempo. No, Vincent, ti ho volevo aggiungere, Pelle, hai detto appunto dei numeri, Sì. puoi ripetere l'ultimo numero, l'ultima cifra? Verdi e Sinistra 6,5 ho detto. Milan-Inter 2-0. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita. Lorenzo, scusa. Scegliete un lavoro. Scegliete una carriera. Scegliete la famiglia. Scegliete un maxi televisore del cazzo. Scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.
Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. La tua radio. Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina, in diretta con voi. Ve l'ho anticipato l'argomento, le tendenze del mondo, diciamo, della non monogamia rilevate tra i suoi iscritti da Ashley Madison, che è una piattaforma per incontri extraconiugali con 85 milioni di utenti. Direi più o meno come la Germania, credo. Allora, lo facciamo con Marta Giuliani. Fatemi prima di tutto anche ringraziare come sempre l'ottimo staff, l'ottimo ufficio stampa di Ashley Madison, che ha sempre una comunicazione completa e tempestiva. Bravi. E bravissima anche a Marta Giuliani, che si mette sempre a disposizione dei nostri ascoltatori per parlare di queste tematiche. Benvenuta dottoressa, grazie per essere qui con noi. Ben trovati a tutti e buon anno, perché è la prima volta che ci rivediamo nel 2025, che ci risentiamo nel 2025. È vero. Allora, e infatti queste tendenze sono state anche rilevate, questa survey, no? È stata fatta anche come una sorta, mi sembra, di bilancio per poi indovinare, per avere conto di quelle che sono i trend. E io volevo partire, dottoressa, dal quarto, cioè l'importanza dell'autenticità nelle relazioni non monogamiche, soprattutto per la generazione Z, cioè quella nata tra il 1995 e il 2010, perché si aggancia questa a considerazione a una domanda che ci ha fatto arrivare in anticipo un ascoltatore via WhatsApp. Ecco, la giro un po' con parole mie. C'è il rischio che oggi si perda la spontaneità nel rapporto tra i due sessi? Allora, è una domanda che spesso sorge, è molto interessante notare come più si aprono i confini, più si rispetta la libertà di espressione dell'altro, più si ha la percezione che si rischi, no, di mettere in discussione la spontaneità. In realtà è un po' tutto l'opposto, cioè è logico che quando noi parliamo, questo l'abbiamo detto spesso insieme, no? Quando noi parliamo di relazioni non monogamiche abbiamo un focus sulla popolazione che è molto elevata, che fa esperienza di queste relazioni, ma sono esperienze che devono essere scelte, quindi c'è chi in questo tipo di relazione sta comodo e chi sta meno comodo. Quello che sta cambiando e che la survey di Ashley Madison ci indica
è che si sta modificando questo concetto di autenticità, inteso come un senso di essere se stessi al di là delle convenzioni sociali, al di là dei pregiudizi culturali, al di là di quelli che sono un po' i paradigmi culturali con cui siamo cresciuti e che ci portiamo dietro da decenni. L'abbattimento di questi aspetti, in realtà, aumentando l'autenticità, aumenta anche la sincerità tra i partner, perché rende entrambi più liberi di poter esprimere quello che ha un proprio bisogno e quindi di non sentirsi obbligati a stare in delle condizioni relazionali o sessuali o anche di stile di incontro sessuali che non sono propri. Quindi in realtà stiamo andando verso una tendenza che ci dice che questo aspetto sta aumentando, non sta diminuendo, cioè questa libertà e spontaneità sta trovando finalmente delle vie di espressione. Se noi immaginavamo fino a qualche decennio fa non c'era una reale libertà di espressione sessuale all'interno delle coppie, pensiamo anche sul genere femminile, ok? Oggi poter essere liberi di dire mi piace o non mi piace una cosa, sto comoda o non sto comoda nella relazione, è un'acquisizione di libertà e spontaneità incredibile. Anche perché certe volte io forse come dire presento in modo il blocco unico, voglio ricordarlo perché tocca a me farlo. Attenzione che nessuno vuole che la non monogamia sia una religione o peggio ancora un dogma. Con la dottoressa Giuliani stiamo illustrando quelli che sono i percorsi, quelli che sono le opportunità. Personalmente io non sono un praticante, non sono mai stato, a parte la mia età, cosa vuoi praticare, ma comunque sinceramente mi accorgo anche attraverso queste interviste della possibilità che abbiamo, io parlo per noi maschi, soprattutto i boomers, dottoressa Giuliani, di emanciparsi da certi pregiudizi, da avere io sono completamente, lei lo ha spiegato, lei è un medico, una dottoressa, quindi una specialista, e l'ha spiegato molto 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 bene, e io confermo che con parole mie che mi accorgo attraverso anche queste interviste della possibilità e degli spazi per emanciparsi, per andare oltre certi pregiudizi che quelli ci tolgono la libertà. Allora, dottoressa, cosa possiamo dire? Quali sono le altre tendenze? Cioè, le tendenze sono in sostanza che si sta prendendo sempre più consapevolezza, ci sono sempre meno pregiudizi, cioè il quadro è positivo e fa anche sperare sempre di più, perché c'è anche la generazione Z che è tra le più coinvolte, quindi i giovani sono più preparati, più pronti a un futuro nel rapporto tra i sessi più emancipato, più consapevole, e anche questo ultimo quarto punto, quello dell'autenticità, mi sembra che dia un aspetto molto importante, molto anche della serietà con la quale ci si approccia a questa visione del rapporto tra uomini e donne. Sì, allora se volessimo fare un po' una fotografia generale, no, dei dati che ci dà Ashley Madison, perché poi loro nello specifico la survey la dividono in 4 punti, però volendo darne una lettura generale, quello che possiamo dire è che la tendenza per quanto riguarda la non monogamia è di maggior apertura, che vuol dire che c'è un abbattimento dello stigma sociale, e l'abbattimento dello stigma sociale ha una duplice valenza, non soltanto da un certo punto di vista rende la persona libera di fare una scelta, no? Senza il peso di sentire un'intera comunità culturale che la sta giudicando, ma gli permette anche di poterla fare senza quell'elemento di emozione negativa, di vittimizzazione, di giudizio, e quindi di poterla vivere anche con maggior serenità. Questo abbattimento sociale aumenta anche la possibilità di sentirsi liberi di esplorare, che non vuol dire poi aderire a un modello, no? Ma vuol dire poterlo esplorare. E un altro aspetto fondamentale che si è visto nel corso degli anni e che le indagini di Ashley Madison ci hanno permesso un po' di vederlo nella sua fase di evoluzione, è che poi intervistando le persone che praticano la non monogamia, che sono in coppie non monogame, ci accorgiamo che in realtà la non monogamia non è un interruttore, cioè non si passa da coppia monogama a coppia non monogama come un on-off
per cui ho solo un partner o ho 3.000 partner in modo indiscriminato. Non è così, in realtà si tratta di un continuum, si tratta di uno spettro che ha in sé più definizioni, in cui le coppie possono agevolmente trovare una dinamica, trovare la loro, diciamo, comodità, anche con caratteristiche molto diverse. Quindi avremo coppie diciamo che possono accettare solo incontri di natura sessuali con sconosciuti, persone che aprono invece a relazioni anche sentimentali, persone, ok, quindi anche la non monogamia nel suo essere libera di esprimersi ci dice che in realtà non è un qualcosa di definito, ma come tutte le coppie monogame è un qualcosa che si definisce nel tempo. Anche la coppia monogama, come dire, noi per definizione hai solo un partner, ok, ma come si struttura la relazione? Ogni relazione è a sé. Ognuno di noi nella nostra relazione ha delle caratteristiche diverse rispetto, no, al nostro amico o alla nostra amica che è in coppia. Perché non dovrebbe essere lo stesso lì? A volte il pregiudizio ci porta a leggere un fenomeno che non conosciamo o che in qualche modo giudichiamo come un qualcosa di assoluto, di definito, di monolitico. In realtà, per fortuna, queste salve ci dicono assolutamente che non è così. E in questo tendenza possiamo anche dire che la non monogamia comunque aiuta, anzi mi sembra proprio che sia così, le chiedo conferma, va contro l'ipocrisia, perché proprio grazie anche a questi sondaggi, a queste survey, mi sembra che io non sono molto esperto, lo confesso, sono un monogamo con poca esperienza e non ho esperienza di non monogamia, però ho sentito dire, parlo per un amico, chiedo per un amico, mi sembra che alla fine la non monogamia va a far fare a proprio l'autenticità, la sincerità, va verso la trasparenza, perché a me sembra, e non sto alludendo solo alle corna, no? Sto alludendo al fatto che ci sono tante situazioni, per quello che ho visto io, in cui magari le persone hanno rapporti, diciamo, non monogami, non monogamici, in cui il partner lo sa, in cui magari si vive nell'ipocrisia, eccetera. Mi sembra che la non monogamia porti alla luce, alla trasparenza, e quindi in una maniera più consapevole, più trasparente, quello che comunque non è che finora non sia stato fatto. Mi sto ingamberando con le parole, mi chiedo scusa anche agli ascoltatori e a lei, dottoressa. Cioè, mi sembra che in definitiva parlare di non monogamia non sia un'incentivazione a essere non monogamici, perché la non monogamia esiste e si tratta di averne una consapevolezza nuova, diversa e trasparente, mi sembra. Assolutamente, si tratta di farne una consapevolezza di coppia e una scelta della coppia. Quando parliamo di tradimento, comunque c'è uno dei due partner che non trova soddisfazione unicamente nella propria relazione principale. Semplifichiamo un po' così, no? Nella sua complessità. Però il tutto viene fatto di nascosto, il tutto viene fatto con dei sensi di colpa, il tutto viene fatto in un contesto in cui l'altro partner non ha alcuna scelta, non ha alcuna voce in capitolo, perché come dire, non essendo messo al corrente della situazione, non ha alcuno strumento, no, per poter relazionarsi in modo sincero nella coppia. Nella non monogamia ci sono due partner, questo è importante da sottolineare, che devono essere entrambi, perché altrimenti è semplicemente io voglio avere altre relazioni e a te ti deve star bene. Non funziona così. La non monogamia non è questo. Sono due partner che entrambi scelgono, no, di voler avere ulteriori relazioni pur mantenendo la relazione primaria, e che quindi decidono insieme delle regole entro cui stare, ma decidono insieme di avere gli stessi diritti, sono libere. Questa è una cosa che forse ne parlammo l'anno scorso, un paio di anni fa addirittura. Uno dei principi cardine della non monogamia è la libertà e il consenso.
e il principio di equità di genere. Quindi tutto quello che è permesso a te è permesso a me. Il mio essere libera di stare in coppia non deve essere un ricatto, scusatemi il termine però per capirci, emotivo del tipo se non accetti ti lascio. Quella non è una coppia non monogamica, quella è una coppia tradizionale in cui stanno vigendo delle regole di prevaricazione. Okay? Quindi nella coppia non monogamica questo senso di libertà c'è, questo senso di condivisione degli intenti c'è, e quindi come dire, quello che rimane all'interno delle regole che la coppia si dà fa parte della dinamica della coppia. Attenzione a non pensare però che non esista il tradimento, perché anche nelle coppie non monogamiche si tradisce. Che cos'è il tradimento? Per noi, per una coppia monogamica, il tradimento è avere un'altra relazione o avere un altro incontro sessuale, quindi uscire dalla coppia. Perché? Perché nella coppia monogamica l'esclusività dei due membri è considerata una regola implicita. Nelle coppie non monogamiche le regole sono esplicitate, quindi si danno delle regole interne. Uscire da quelle regole è comunque un tradimento e è lo stesso identico vissuto di tradimento. Se la coppia si dice solo un incontro a volta, no? Cioè la regola è che quell'altra persona terza non viene incontrata più di una volta e è solo di natura sessuale. Se uno dei due partner di nascosto all'altro questa terza persona la incontra 10-15 volte, ci va a cena fuori, gli fa dei regali, no? E instaura una relazione più di tipo relazionale che sessuale, sta tradendo la coppia in ogni caso. Perché? Perché c'è un tradimento delle regole del patto implicito che i due partner si sono dati. Mi domandavo, credo, ecco, le chiedo, comunque come ci si può confrontare con chi dice guarda, io preferisco non saperlo, perché tra il saperlo e il non saperlo, il non saperlo mi impedisce di soffrire, mi permette di non soffrire. Se io ogni tanto ci penso e dico che io sarei di tendenza, lo voglio sapere, però capisco chi mi dice guarda, se non lo so alla fine tanto il fatto è successo, il fatto che io non lo sappia non mi crea problemi. Questo che tipo di risposta è? Che tipo di atteggiamento? È un atteggiamento da correggere, a parte correggere non è la parola giusta, è un atteggiamento sul quale fare degli approfondimenti, fare delle analisi, è un atteggiamento che può essere sbagliato, cambia da persona a persona. Secondo lei, dottoressa? Cambia da coppia a coppia più che da persona a persona, nel senso che nei famosi patti di coppia l'anno scorso CE Madison su questo fece uscire una sorta di vademecum, no? Che di solito le coppie si danno. L'aspetto della scelta delle regole è fondamentale, cioè se i due partner sentono che allora la coppia non monogamica va bene, ci stanno comodi, però preferiscono non entrare nei dettagli, non essere a conoscenza, no? di quando l'altro incontra. Non è un problema, è una coppia che è una regola che si stanno dando. Il problema diventa se il non saperlo nasce da una sofferenza forte da parte di uno dei due, allora vuol dire che quella sofferenza può essere un campanello d'allarme di una non eccessiva adesione, no, al patto della non monogamia. Allora se uno dei due partner dice guarda, se tu lo fai non me lo dire perché sto malissimo, perché non dormo la notte, perché sarei gelosissimo, perché allora forse è bene che la coppia si sieda e capisca, no, quali siano un po' le condizioni base perché l'hanno portata a quella scelta. Diversamente può essere tranquillamente un patto per stare più tranquilli, cioè quindi non è di per sé attenzionabile, ecco, mettiamola così come atteggiamento, è attenzionabile la motivazione che può sostenerlo, quello sì. Credo che sia ne parliamo, no? Sia anche un fatto di quasi un work in progress, cioè stavo pensando anche che una coppia affiatata impara sempre di più che ci sono degli spazi di privacy
che non devono essere invasi l'uno dall'altro, e che questo confina con l'ipocrisia, ma al tempo stesso confina anche con un rapporto un rapporto che funziona. Beh, con quello che dovrebbe essere sempre rispettato all'interno di ogni rapporto, che è il proprio principio di autonomia. La fusionalità totale a volte può nascondere una difficoltà, come dire, a sentirsi sicuri se l'altro non c'è, ma in una coppia monogamica come possiamo conoscerle, diciamo, se uno dei due dice vado a farmi la partita a calcetto piuttosto che vado al cinema con gli amici o le amiche, piuttosto che vado a farmi un aperitivo con gli amici o con le amiche, se questi spazi di libertà non sono garantiti, allora forse no, bisogna capire perché non sono garantiti, perché in realtà noi siamo in coppia ma siamo individui autonomi, e questo principio di autonomia non deve mai essere messo in discussione all'interno di qualunque tipo di relazione. Assolutamente. Un'ultima domanda che volevo fare, dottoressa. Avevo già parlato, mi sembra, con lei di questo fenomeno che vediamo. Io lo percepisco in termini un po' chiaramente approssimativi, però si legge sui giornali, sulle interviste in televisione, quello che ti viene riportato. Cioè, ci sono ormai, non so quanti, ma ci sono giovani che fanno questo ragionamento. Se una donna veste, cioè è discinta, veste in modo provocatorio, secondo loro, è andata a cercarselo. Io mi sono stupito, l'ho sentito anche in trasmissioni televisive, mi sono stupito perché più di 40 anni fa, quando avevo io 20 anni, tra coetanei, se qualcuno esprimeva un pensiero del genere era guardato come un cretino. Non c'era la coscienza che c'è adesso, perché se uno dice una cosa del genere adesso sai che è una cosa grave. 40 anni fa c'era una coscienza diversa, però tra di noi sei un cretino, cioè non dire stupidaggini. E chi formulava pensieri del genere, che avesse magari 40, 50, 60 anni, era visto come uno sorpassato di altra generazione. Mi sorprende che 40 anni dopo vedere riaffiorare questo tipo di pensiero. Mi sto domandando, si sta verificando una frattura? Cioè ci saranno, diciamo, una parte della società sempre più emancipata, sempre più come generazione Z, come la generazione Z che aderisce in maniera molto più positiva alla non monogamia, e da una parte però invece, uso il termine retrograda, della gioventù retrograda, no? Non dovrebbe essere così, dovrebbe essere un ossimoro, invece da quello che si percepisce, poi non so se questo appartenga solo a limitati fatti di cronaca, però mi sembra che un po' qualcosa esista che non dovrebbe, qualcosa che non dovrebbe. Cosa ne pensa, Allora, dottoressa? volendo fare una fotografia velocissima sociale, io direi che nella storia qualunque grande cambiamento culturale è arrivato con le fratture, nel senso che ogni volta che c'è una spinta al cambiamento c'è una parte più conservatrice che, come dire, prova a contrastarlo il cambiamento, e nascono un po' qui le grandi rivoluzioni sociali della nostra storia. Cioè, se noi pensiamo che fino a 30 anni fa, ad esempio, 40 anni fa non si poteva, le donne non potevano assumere la pillola anticoncezionale, fino a quel momento non è che tutti parlavano della pillola anticoncezionale. Quando il movimento femminista ha iniziato a sottolineare l'importanza di quella liberalizzazione, è emersa la parte di contrasto, ma è emersa solo in quel momento, ok? Cioè quando si è sentita forte la spinta al cambiamento. Io credo che, studiando un po', essendo anche appassionata di storia, di grandi cambiamenti e rivoluzioni sociali nella storia, questo noi lo vediamo dai tempi che furono. Quindi il fatto che in una fase in cui la liberalizzazione sessuale, la libertà di espressione e la maggiore senso di autenticità sessuale si sta esprimendo in modo forte, è parte del contraltare, in qualche modo, dal punto di vista di grande società, che ci sia una parte che invece è particolarmente spaventata, vogliamo usare questo termine, non conosce, no, mille motivazioni, che prova a limitarne l'espressione, come se
non è un caso che noi spesso nelle nostre interviste su Asociazione Madison ricordiamo che, attenzione, questo non vuol dire che c'è una propulsione alla non monogamia, vuol dire che c'è una libertà di scelta, no? Molto spesso questo è quello che avviene in queste grandi fasi di cambiamento. Nessuno sta imponendo niente a nessuno, semplicemente diamo l'opportunità a tutti di essere liberi di scegliere la cosa migliore per la propria vita. Assolutamente, siamo arrivati al termine. Una frase saggia per chiudere, dottoressa, ci provo. Se è consapevole, anche non scegliere è una scelta. Sì, se il non scegliere è consapevole, sì. Se il non scegliere è paura di scegliere, allora forse qualche riflessione in più va fatta. Grazie allora anche per queste ultime parole, grazie a Marta Giuliani, grazie anche all'ufficio stampa di Ashley Madison. Dottoressa, mi dimenticavo, la dottoressa è psicoterapeuta anche della socia fondatrice della SISP, che è la Società Italiana di Sessologia e Psicologia. Grazie, a risentirci alla prossima occasione. Grazie ancora. A voi, alla prossima, arrivederci. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? A gennaio non rovinerai il mio malefico piano? 50% uomo, 50% cane. Perché mi devi sempre leccare l'interno della banca? 100% eroe. Dogman! Vai ad arrestare Pete! Dogman dal 30 gennaio al cinema. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È
grande. C'è stato un risveglio. Sì. Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Eccoci di nuovo in diretta, in simultanea, oltre la pagina. È il momento di Qui Parlamento e direi che possiamo mandare la sigla con un contributo da Montecitorio di Laura Cavandoli, quindi direi di partire con la sigla, poi terminato l'intervento di Laura Cavandoli ci sarà ancora oggi i Ramones e poi segui la Lega e poi alle 14.35 parleremo di latino. Allora, vai con Qui Parlamento. Qui Parlamento. Dell'Aula reca disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e agli utili di impresa. Desidero ricordare preliminarmente che tale proposta di legge ha utilizzato un testo base di una proposta di iniziativa popolare. La calendarizzazione di questa proposta è stata fatta su un testo in realtà di origine parlamentare e quindi devo dire che è stato un lavoro molto intenso da parte delle commissioni riunite proprio perché hanno modificato, devo dire, la proposta scelta come testo base anche per arricchirla e renderla più funzionale a quello che era l'attuale anche assetto organizzativo. Nell'ambito del capo 1 viene proprio chiarito che le finalità del provvedimento, proprio la disciplina della partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai profitti e ai risultati, nonché alla proprietà delle aziende, individuando quindi forme di promozione e di incentivazione in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione, nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dell'ordinamento dell'Unione Europea e internazionale. Questo articolo 46 della Costituzione è rimasto inattuato dal 48 fino ai giorni nostri. Ci sono stati plurimi tentativi di attuarlo. Credo che, anzi, nelle mie verifiche, questa è la prima volta che l'articolo 46 della Costituzione ha una legge attuativa che viene in aula e questo credo che sia un dato molto importante per la nostra legislatura. Il provvedimento poi mira a introdurre norme finalizzate a rafforzare la collaborazione fra datori di lavoro e lavoratori, preservando e incrementando i livelli occupazionali e valorizzando il lavoro sul piano economico e sociale. Il provvedimento poi introduce norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento dei processi di democrazia economica e sostenibilità delle imprese. L'articolo 2 tratta di quelle che sono le definizioni utili ai fini della proposta, precisando che per partecipazione gestionale si intende la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche
delle imprese. Per partecipazione economica e finanziaria si intende la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati della impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, fra cui l'azionariato. Per partecipazione organizzativa si intende il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa, e per partecipazione consultiva la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere. Si precisa altresì che si fa riferimento ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacati comparativamente e maggiormente più rappresentative sul piano nazionale. E su questa abbiamo avuto una discussione durante la sede referente, proprio per chiarire che si tratta di una che ha un valore disgiuntivo e che prevede l'alternativa, proprio perché in questo modo si vuole ampliare la possibilità di accedere a questa partecipazione, anche alla luce delle problematiche che la giurisprudenza ha più volte evidenziato sulla difficoltà di spiegare la nozione di associazioni comparativamente più rappresentative. Nell'ambito del capo secondo, relativo alla partecipazione gestionale dei lavoratori, l'articolo 3 disciplina quindi la partecipazione gestionale, ovvero quello che si traduce nella collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa, prevedendo per le imprese che hanno adottato il sistema dualistico, ovvero il consiglio di gestione affiancato dal consiglio di sorveglianza, che gli statuti possano prevedere, qualora sia disciplinato dai contratti collettivi, la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel solo consiglio di sorveglianza, individuato sulla base delle procedure individuate dai contratti collettivi. I membri del consiglio di sorveglianza, tra i membri può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono ai piani di partecipazione finanziaria previsti e disciplinati dall'articolo 6. L'articolo 4 disciplina la partecipazione gestionale dei lavoratori nelle società che invece adottano il cosiddetto sistema tradizionale, stabilendo che gli statuti possono prevedere, sempre qualora sia previsto dai contratti collettivi, la partecipazione del CDA oppure del controllo di gestione, se previsto, di uno o più amministratori rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, individuati appunto dai lavoratori dipendenti della società, sempre sulla base delle medesime procedure definite dai contratti collettivi. Alla base per i requisiti che devono avere questi lavoratori sono prescritti quelli di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti come dal statuto societario. Nell'ambito del capo 3, che fa riferimento alla partecipazione economica e finanziaria dei lavoratori, ed è la parte più rilevante per quello che riguarda la disciplina in materia fiscale, l'articolo 5, intervenendo in tema di distribuzione degli utili, al comma 1 riduce per l'anno in corso, in deroga alla normativa vigente, dal 10 al 5% entro il limite di importo complessivo, il tetto di 5.000 euro lordi, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili d'impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali. Ai sensi del comma 2 si prevede che per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano in quanto compatibili le ordinarie disposizioni in materia di imposta diretta. Il comma 3, in relazione a quello che è la copertura finanziaria, quantifica in 49 milioni di euro per l'anno 2025, in 800.000 euro per il 26, la relativa copertura. L'articolo 6 prevede che nelle aziende possano essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Tali piani possono individuare gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società, fra quelli di cui all'articolo 2349, 2357, 2358, 2441, comma 8, quello sull'opzione del codice civile, nonché l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato.
ferma restando la disciplina di quell'articolo 1,184 bis della legge 208 del 2015, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente dall'applicazione dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, taluni contributi e i valori delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti. La disposizione prevede quindi per il solo anno d'imposta 2025 l'esenzione dalle imposte sui redditi dei dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione dei premi di risultato per un importo non superiore ai 1.500 euro nella misura pari del 50% del loro ammontare. Anche qui la clausola di copertura finanziaria prevede, valuta in 21 milioni quello che sono gli oneri derivanti. Qui Parlamento. It's not hard, not far to reach. We can hit your ride to rock away beach. It's not hard, not far to reach. We can hit your ride to rock away beach. Tune in a rhythm of a bubble go. The sun is out and I want some. It's not hard, not far to reach. We can hit your ride to rock away beach. I'm on the roof, out on the street, down in the playground, the hot concrete. Boys ride, it's too slow. The blast at the disco on the radio. Rock, rock, rock away beach. Rock, rock, rock away beach. Rock, rock, rock away beach. We can hit your rock away beach. Rock, rock, rock away beach. Rock, rock, rock away beach. Rock, rock, rock away beach. We can hit your rock away beach. Rock, rock, rock away beach. Rock, rock, rock away beach. Rock, rock, rock away beach. We can hit your rock away beach. Chiamo io il Segui la Lega. Allora, sì, perché intanto linee aperte 0292947222, sono le 14:16 in simultanea con noi. E poi abbiamo il servizio WhatsApp 340 6709 659. Allora, vediamo. Mamma mia, Maurizio, mi confondi, arrossisco i complimenti. Allora, 13:46, scusate, sì, è arrivata a 13:46. Questo è Fabio, 54 anni. Io e la mia compagna di 50 anni pratichiamo il poliamore, cioè non si esclude la possibilità di poter amare più persone e avere più relazioni contemporaneamente. E quindi Fabio conferma quello che è stato riscontrato da questa survey, sondaggio della Ashley Madison, anche se 54 anni lui non è della Z. 54 anni cos'è? X Generation, credo. Comunque vabbè, queste sono fesseria. Io mi sono impuntato sulla Z, la X, i boomers, non so, mi è venuta fuori come mania. Comunque bene Fabio, ti ringrazio anche per aver messo in condivisione questa esperienza, perché poi qui per scelta anche mia editoriale, ne parliamo chiaramente in modo molto serio con la dottoressa Giuliani, magari però non
non parliamo con chi pratica il poliamore, sì, si chiama anche poliamore, quindi magari non sentiamo la voce di chi ha questa consapevolezza e questa emancipazione di cui parlavo prima. Va bene, andiamo avanti con questo è Cesare che ci manda vediamo un po', Salvini sull'avviso di garanzia alla Meloni, vergogna subito la riforma della giustizia, Tajani sembra una ripicca, è un attacco politico delle toghe rosse. Assieme a Matteo Salvini e ai leader dell'intero centrodestra protestiamo duramente contro l'ennesimo attacco politico delle toghe rosse. Continuiamo a sostenere il governo voluto dalla maggioranza dei cittadini, ma soprattutto chiediamo con forza una vera riforma della giustizia contro questi abusi. Lo scrive Cesare. E poi basta con cioè, se volete poi li leggo, ma adesso direi di passare al momento Magic Moment. Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, o prima che la Lega segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Tutte le cose che si possono fare da e su questo sito. La firma, se volete sostenere le forze dell'ordine, è anche un modo per dare, come dire, un maggior peso anche alle riforme inserite dalla Lega nel DDL sicurezza. Ne abbiamo parlato anche ieri con l'onorevole Tosato. Sono iniziative che vanno proprio nella direzione di proteggere, no, chi difende e chi ci difende, no? Avevo messo l'incipit nella sinossi dell'intervista di ieri, proprio perché c'è uno squilibrio. Io ve l'ho anche confessato tante volte, non è che sono un fanatico della divisa, però adesso c'è uno squilibrio che non mi piace per niente. Uno squilibrio, quando c'è uno squilibrio c'è l'errore, se c'è l'errore poi qualcuno paga, in questo caso poi paghiamo noi, perché se i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri sono messi nelle condizioni di non fare il loro lavoro, poi il problema è nostro, perché chi ha noi persone comuni, perché chi ha soldi, chi ha potere, quello sarà sempre difeso. Gli hanno rubato i Rolex a Pepe e Peppe Sala anni fa, gli hanno trovati nel campo nomadi dopo 48 ore o anche meno. E addirittura un articolo del Corriere della Sera, sto parlando di 10 anni fa, un po' no, meno di 10 anni fa, si parla di zingari addirittura, cioè si usa il termine, scappa il termine. Ecco, se a me sono venuti quando ero a Pordenone a rubarmi 2 volte in casa mia propria gli zingari, ma ti saluto, ciao. Quindi se i tutori della legge vengono messi nelle condizioni di lavorare al meglio, è meglio per tutti. E adesso c'è un grandissimo squilibrio, è una situazione ingiusta in sé per lo squilibrio che troviamo. E c'è stato questo fine settimana, sabato e domenica scorsi, raccolta firme in 400 gazebo sul territorio, ma c'è la possibilità di firmare anche proprio nel sito legaonline.it, e lì potete esprimere il vostro sostegno. Poi potete fare un'altra cosa, consultare il calendario delle feste della Lega. Non so perché mi sono alzato questa mattina e stavo per dire adesso, perché adesso che siamo verso il fine settimana, a maggior ragione la possibilità, i giorni della Merola, la Candelora, eccetera, eccetera. No, è mercoledì. Stamattina mi sono svegliato, ero convinto che fosse venerdì. Che brutto quando hai questo flash. Mi alzo, venerdì, domani dormo, pam, no, è mercoledì, a metà. Va bene, allora, una volta però mi sono svegliato il venerdì ed ero convinto fosse martedì. Quando ho scoperto, dopo 2 ore, ho scoperto che era venerdì, wow, che bella, è come un ambo, dai, non un terno all'Enalotto. E allora, comunque c'è il calendario delle feste e c'è anche la possibilità di iscrivervi alla
Lega, molto facile, molto semplice, si versano 10 euro. Lo si può fare anche tramite PayPal, PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la magione per via postale, ma se di mezzo ci sono le poste italiane, io mi permetto di raccomandare ampi, profondi e calorosi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti e anche a quelli non previsti. La tessera Lega Salvini Premier. E poi il momento di autodeterminazione civica, io lo chiamo così, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, una scelta libera a difesa dell'Italia in Europa. Nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43. Non ti costa nulla, ve lo ricordo sempre, sono soldi dello Stato. Abbiamo questa chance, possiamo dire allo Stato dove e come spendere, dove spenderli, che direzione versare, questi poi saranno i destinatari a decidere come spenderli. Il 2 per 1000 per i partiti è importantissimo, è un sostegno, l'ultimo rimasto, hanno tolto il finanziamento ai partiti e quindi si vede che i partiti hanno tolto il finanziamento ai partiti. Quando hanno tolto il finanziamento ai partiti andava a votare credo il 70% più o meno. Adesso questo allora per arrivare alle conclusioni a cui sto arrivando bisognerebbe avere dati più completi ed è chiaro che è un po' una tesi data, però nel 2013 tolgono il finanziamento ai partiti, 2013-2014, a quelle elezioni credo andasse a votare anche il 70%, alle ultime elezioni è andato a votare il 49%. Da quando hanno tolto il finanziamento ai partiti, le persone vanno sempre di meno a votare. È un bene o un male, tra l'altro, perché magari uno dice, guarda che non è Vox Populi Vox Dei, non lo so. Intanto una riflessione, sì, questa è bella, questa non l'aveva mai trovata nessuno, questa non l'aveva mai rilevata nessuno che io sappia. Quindi da quando hanno tolto il finanziamento ai partiti la gente non va a votare sempre di meno, dal 70 al 50%. Quindi di questo passo togliere il finanziamento ai partiti, tanto lo diceva chi sosteneva il finanziamento ai partiti, i 4 liberali, non noi della Lega, cioè non la Lega, cioè i liberali che spiegavano come i soldi ai partiti fossero soldi alla democrazia e sembrava fossero interessati o cose del genere. In realtà invece avevano ragione e si vede, perché la partecipazione al voto è sempre al suffragio, forse va più verso la democrazia, più partecipazione c'è, diciamo è un segnale più di partecipazione. Allora, appunto, quindi se partecipazione e democrazia ci siamo. Andiamo avanti perché il D di Domodossola, il 4 come i Cavalieri dell'Apocalisse e 3 il numero perfetto. D43, naturalmente questa è una redazione della Lega e noi appunto indichiamo questa sigla per sostenere la Lega nel vostro 2 per 1000, D43, D43. E poi le apparizioni radio-televisive degli eroi della Lega, i suoi politici. Abbiamo dunque, fatemi vedere, allora alle 16:40 oggi pomeriggio il sottosegretario alla programmazione economica Alessandro Morelli, Rai Radio 1 alle 16:40. Invece Massimo Bitonci, che è sottosegretario alle imprese, economia, Sky TG24 17:15, sempre oggi pomeriggio. Domani alle 9:40, quindi ora antelucana per chi vi parla, Nicola Ottaviano a Coffee Break la 7, 9:40, domani giovedì 30 di gennaio. E poi sempre domani alle 10 del mattino, ora presta, Rossano Sasso
a Rai News 24 alle 10. E poi domani pomeriggio, rubrica Economia di Sky TG 24, il presidente della Commissione Attività Produttive Alberto Gusmeroli, 17:15, Economia, emittente Sky TG 24. E poi direi che per quanto riguarda le apparizioni radio televisive degli esponenti leghisti è tutto. C'è una sigla, non c'è la sigla di chiusura, togliamo condivisione nel caso mai ci fosse stata, vediamo di aggiornarvi sulle ultime notizie. Che notiziona, mamma mia! Amy Schilla rinuncia a Sanremo, faccio passo indietro, non sapevo di essere. E chi è? Cos'è sta roba qua? Dai, l'apertura dell'ANSA, Amy Schilla, ma stiamo scherzando? Ma siamo proprio Samuel Times, siamo nella miseria. Amy Schilla non parteciperà a Sanremo. Ma chi mazzo è sto qua? Dai, ma è una vergogna. Ma siamo... Vai via questa sera. Dinamo Zagreb. Vediamo domenica al derby. Ognuno si è espresso sul derby. Grande Vincent. Ricordiamo Vincent, l'ora e il giorno di Movie Time, una trasmissione che mi è molto cara, molto ben fatta. Bene, intanto grazie Pelle. Qualcuno dice che si parla troppo di cinema. Vabbè, il cinema lo facciamo tutti i giorni nella nostra vita quotidiana. Noi però qua in radio lo facciamo una volta alla settimana, è il fine settimana. In anteprima dovrò proporre poi in sede redazionale l'idea di fare una rubrica, una mezz'ora settimanale di teatro. Sul teatro. No, scusate, siamo in diretta, ma mi hai letto nel pensiero. Io sto lavorando a un progetto e lo facciamo insieme a te, lo sveliamo pubblicamente in diretta, senza neanche avvisare i direttori, tra altre cose. Ti giuro, la verità è... Ebbene sì, allora lo annuncio, preso di posizione. No. Siamo in autogestione. No, quello lo facciamo fare ad altri. No, veramente, sai qual è il titolo di un programma che sto partorendo nel cervello? Tutto il mondo è un palcoscenico. E si parla di teatro, di tutti gli spettacoli che ci sono in giro in Italia. Devo chiudere. Allora, tra 5 minuti per parlare di latino con la professoressa Silvia Stucchi. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Allora, buongiorno care amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà, da Alberto Acerbis. Allora, voglio darvi 2 consigli, a parte che dopo tanti e tanti anni sapete bene che per noi Natale è un momento importante perché c'è l'olio nuovo, c'è la raccolta delle olive e c'è il Natale. Quindi sapete che noi facciamo delle confezioni natalizie straordinarie, uniche, che non si trovano nei negozi, nelle botteghe. Cioè non è quella confezione che tu paghi a Natale 40 euro, a Santo Stefano te la regalano se compri le mutandine, no. Noi facciamo delle confezioni uniche con il nostro olio, i nostri prodotti genuini, straordinari, a un prezzo, abbiamo fatto un sacco di confezioni per accontentare tutti, però sono a numero chiuso. Se volete informazioni chiamate 030 68 40 408 oppure potete visitare il sito olioacerbis.com e ordinare anche da lì. Confezioni natalizie Acerbis, qualità, genuinità e amore per la terra. Chiamate o visitate il sito olioacerbis.com. Daddy likes me. Daddy's telling lies, baby's eating flies, mommy's on pills, baby's got the chills. I'm friends with the president, I'm friends with the Pope. We're all making a fortune selling daddy's dope. Sitting here in Queens, eating new fried beans, wearing all the magazines, scoping down
Smith. We're a happy family, we're a happy family, we're a happy family, me, mom and daddy. We're a happy family, we're a happy family, we're a happy family, me, mom and daddy. We're a happy family, we're a happy family, we're a happy family, me, mom and daddy. We're a happy family, we're a happy family, we're a happy family, me, mom and daddy. We're a happy family, we're a happy family, we're a happy family, me, mom and daddy. We're a happy family, we're a happy family, we're a happy family, me, mom and daddy. What do you do with my safety pins? What is it? Va ora in onda, terza pagina. Parliamo allora del latino, se ne è parlato molto anche nei giorni scorsi, il provvedimento annunciato a Val d'Italia, il ritorno del latino nelle scuole medie. Vi dicevo che tal Annalisa Cuzzocrea, giornalista e scrittrice di Repubblica, l'ha definito relitto nostalgico. Sinceramente molto triste come definizione, anche offensiva secondo me, anche se cerca di essere elegante. Mi è venuto in mente, mi sono ricordato però che un tempo c'era una definizione ancora peggiore per definire il latino: lingua morta. E questo tra l'altro è apodittico, è definitivo. In realtà non è così. E chi più di Silvia Stucchi, che è anche autrice di Come il latino ci salva la vita, può spiegarci la vitalità della lingua latina. Intanto fatemi salutare e ringraziare per il suo ritorno ai nostri microfoni la professoressa Silvia Stucchi, che è docente di lingua e letteratura latina. Benvenuta. Grazie per l'invito e ben trovato anche a lei. Ormai è una piacevole consuetudine parlare di latino. Prof, però le confesso, non riuscirò mai a sostenere una conversazione in latino, non ce la farò. Ma in latino probabilmente anche Cicerone ogni tanto sbagliava qualche desinenza. Io sono convinta che che sia così. Ecco. Va bene, allora anche Omero dorme ogni tanto, si diceva. Allora, ogni tanto fa qualche pisolino, sì. Allora, riprendiamo questo. Tanto lei ha scritto anche altri libri su imperatori latini,
e quindi anche qualche tempo fa ne avevamo parlato, quindi è una profonda conoscitrice non solo della lingua ma ovviamente del mondo latino, e quindi lei plaude all'iniziativa del ministro Valditara, plaude al ritorno del latino. Partiamo da qui. Io intanto ho fatto un'osservazione molto di parte, professoressa, e ho pensato, perché mi ricordo, lei ha fatto riferimento anche a Pasolini, mi ricordo, io ho fatto latino in seconda media e terza media, mi ricordo che qualcuno diceva ma cosa vuoi fare? E poi anche mi sono ricordato lingua morta, e ho fatto un'osservazione, che da quando hanno tolto il latino non mi sembra che la scuola italiana sia migliorata. Direi di no. Però, è un'osservazione un po' appunto furba, però non è sbagliata. Prego, a lei la parola. Sì, come dice lei, da quando è stato eliminato il latino alle medie non è che la scuola sia migliorata, poi non sempre bisogna dare un rapporto di causa-effetto tra due avvenimenti. Per dirla proprio in latino, non è sempre vero che post hoc ergo propter hoc, dopo di ciò, dunque a causa di ciò. Ovvero, se due avvenimenti sono uno di fila all'altro, magari non è proprio che il secondo sia causa del primo, però è sintomatico. Tra le altre cose, relitto nostalgico mi pare proprio di no, anche perché, come dire, Luciano Canfora, che tutto si può dire di lui, ma bisogna riconoscere, tutti possono apprezzarlo, bisogna, come dire, inchinarsi alla sua sapienza in tutti i rami della conoscenza del mondo antico, e che è anche un opinionista, diciamo, estremamente lucido. Uno può apprezzare o no i suoi, come dire, le sue opinioni, ma è un indubbio che non sia una persona di parte, non sia una persona oscurantista, anzi, ha proprio detto che non bisogna fare opposizione ideologica a un provvedimento ministeriale che in realtà non vuole rendere i dodicenni, tredicenni, perché è previsto in seconda media, per un'ora alla settimana, come materia opzionale. Quindi non è che tutti dovranno diventare dei piccoli Cicerone in miniatura o dei traduttori da Cesare e da Virgilio, però il latino va inteso in chiave di educazione linguistica. E questo è importantissimo nel momento in cui i test PISA-OCSE, i test Invalsi e le classifiche PISA-OCSE ci dicono che stiamo colando a picco per la conoscenza dell'italiano. Il lessico si restringe sempre di più, poi dovremo vedere come, in che modo, con che tipologia di esercizi, con che, usiamo una parola desueta che non si usa più tanto giustamente a scuola, con che programma si andrà avanti col latino nella secondaria di primo grado, però come dice Canfora è assolutamente un provvedimento meritorio e nessuno può dire che Canfora sia un nostalgico dei tempi passati. Poi io nel mio articolo su Libero citavo anche, come ha ricordato lei, Pierpaolo Pasolini, perché quando fino al 1976 il latino era previsto nelle scuole medie, poi era sparito, Pasolini, quando si accese il dibattito nella prima metà degli anni 70, lui non vide proprio la sparizione del latino come materia ordinamentale, ma ne parlava dalle colonne del Corriere della Sera, mi sembra nel 74-75, e alla domanda dobbiamo mantenere o no, è giusto mantenere o no lo studio del latino, lui usava un'espressione che mi piace molto ricordare, che è il povero latino delle medie. Cioè, il nemico del progresso non è il povero latino delle medie, povero perché è bersaglio di tante critiche, povero perché giustamente non è che si possa fare più di tanto alla scuola media, oggi secondaria di primo grado. Per quanto, se posso dire una cosa un po' impopolare, i manuali di latino della vecchia scuola media presupponevano che si studiassero conoscenze, concetti e che si acquisissero competenze che oggi a stento nel secondo anno del liceo si danno per assimilate. Poi appunto il latino non serve ancora oggi in tutti i licei a diventare
Sì, ovvero a leggere i testi di Cicerone, di Virgilio, ma non serve per diventare latinisti, non per tutti, cioè serve per acquisire capacità lessicale, perché l'esercizio della traduzione contrastiva, anche soltanto avere testo latino e traduzione italiana a fronte e riflettere sulle scelte del traduttore, acquisire lessico e via dicendo, mi sembra molto molto importante. E questo prescinde e anzi non è un relitto di un tempo passato, perché è anche un'importante occasione, secondo me, di inclusione, di integrazione, di conoscenza, anche per chi magari, come dire, la storia del paese in cui si è trasferito non la conosce, ha difficoltà a impratichirsi bene dell'italiano. Uno spunto in più può venire dal latino. Quindi secondo me è tutt'altro che un relitto così da togliere dallo scaffale, spolverarlo un po' e propinarlo come inutilizzabile. Anzi, tutt'altro. Anche perché un'osservazione mia personale, secondo me, questa, ripeto, è un'osservazione molto empirica la mia. La ricerca dell'etimo latino delle parole che usiamo ci permette di conoscerne meglio il significato, il peso, il suono, il valore, e avere maggiore conoscenza delle parole che adoperiamo, come diceva Pasolini, aumenta la nostra consapevolezza e quindi anche il senso della democrazia. Quindi, certo, e poi si potrebbe citare anche un altro personaggio che non si può accusare di essere un passatista, un relitto di un tempo passato. Mi ricorderò sempre, come dire, in Palombella Rossa, la sequenza del buon Nanni Moretti alla giornalista, perché chi parla male pensa male. Ed è vero, e aiutare a parlare meglio vuol dire anche a pensare e anche a scrivere meglio. Sì, e pensavo anche a pensare meglio, cioè nel senso anche di metodo, perché mi ricordo, professoressa, lei lo aveva scritto, lo spiegava anche, mi sembra, nel suo Come il latino ci salva la vita, che il procedimento di una traduzione è identico al problem solving adoperato per i problemi di matematica e trigonometria. E Certo. ricordo, noi eravamo un po' perplessi, no? Da giovani studenti di tanti anni fa, quando c'erano insegnanti che dicevano: guardate che chi va bene in latino di solito va bene anche in matematica e viceversa, perché c'è un uso della logica. E poi si vedeva che effettivamente nel riscontro reale, quello sui voti, non era un'invenzione, e lei qui lei lo ha confermato. Lo confermo. È un po' diverso se si fa il liceo classico con il greco, perché è un po' diversa il lessico, la struttura delle due lingue, ma mediamente pensiamo in un liceo scientifico dove si studia tanta matematica e si studia latino, tendenzialmente l'insegnante di latino e quella di matematica, senza accordarsi, senza fare oscure congiure, hanno, come dire, una colonnina delle valutazioni molto molto simile. E questo perché effettivamente il procedimento del problem solving, formulare delle ipotesi, analizzare i dati, proporre una soluzione, verificare e eventualmente, come dire, nel momento in cui qualcosa non funziona, banalmente nella versione devo spostare un et, devo spostare una congiunzione, devo immaginare che ci sia un segno di punteggiatura che non c'è, mi avanza una parola, scusate il termine, ma succede, no? E questa parola io dove la metto? Allora vuol dire che ho sbagliato qualcosa, quindi riformuliamo una nuova ipotesi tramite nuova analisi dei dati e quindi su questa ipotesi di lavoro rilavoriamo. Mi sembra lo stesso procedimento che si fa in un lavoro di ricerca, di esperimento scientifico. Io non l'ho mai imparato, infatti arrivavo al 6 senza studiare, ma fatica, ed ero una fra le matematiche, anche, che è bellissima. Sì, appunto. Allora, il latino come metodo, parliamo anche di letteratura, anche questo è il suo campo,
E poi non dimentichiamoci, come ha scritto lei, che non è la lingua madre solo dell'italiano, a parte gli innumerevoli termini di origine latina che ci sono in inglese, ma le lingue neolatine vanno dall'Atlantico al Mar Nero, quindi Non solo, mi verrebbe anche da dire un'altra cosa, molto più, se vogliamo pensare, come piace dire a qualcuno, qualche anno fa andava di moda la scuola delle tre inglesi, impresa informatica, pensiamone in termini allora bassamente utilitaristici, una lingua che insomma è importante conoscere oggi in Europa, nel mondo dell'industria, della finanza, della ricerca, è il tedesco, ma la sintassi del tedesco moderno l'ha creata Martin Lutero con la traduzione della Bibbia, ispirandosi a che cosa? Alla sintassi latina, all'ordine frasale latino, e quindi chi fa il latino, chi ha dimestichezza con una lingua flessiva, dovesse imparare per motivi di studio, di lavoro, di Erasmus, di ricerca e mille altri motivi il tedesco o anche un'altra lingua flessiva, solitamente è avvantaggiato, perché sono dei meccanismi universali. Ecco, per intendersi, lingua flessiva, le lingue che hanno le declinazioni. Quelle lingue in cui la parte finale della parola ci dice anche la funzione della parola nella frase, come il tedesco. Il latino ha 6 casi, il tedesco non ne ha 6, però è sempre è sempre una lingua con le declinazioni, e quindi anche in questo caso, se vogliamo buttarla sull'utilitarismo spinto, è sempre utile il latino. E La poi letteratura, bisogna anche la letteratura, prof, in reminiscenze, allora, che è chiaro che sono d'accordo con come si fa a non essere d'accordo, però stavo parlando con dei giovani, con dei ragazzi, parlavo dei comici, si parlava della comicità. Secondo me, mi permetto di non sono secchione, non lo voglio fare, però secondo me, io ho avuto la fortuna e il piacere, liceo scientifico, di leggere Plauto, e secondo me i meccanismi della comicità di Plauto, della comicità plautina, sono quelli che ritroviamo nella comicità di quella televisiva, quella sono i meccanismi della gag, delle maschere, delle tipologie fisse di personaggi che inducono al riso. Ovviamente non sono più quelle del secondo-terzo secolo avanti Cristo, ma per certi versi non sono poi tanto cambiati. Se aggiorniamo solo, l'esteriorità, noi i personaggi, il vestito, diremmo i gadget che sfoggiano, in realtà sono degli universali. E poi, per esempio, restando a livello di Plauto, di commedia pagliata, ci viene insegnato anche un'altra cosa. Sono tutte commedie tra loro molto simili nello schema, nel soggetto, diremmo, più nel plot, no? E potremmo dire che effettivamente Plauto ci insegna una cosa che tutti gli sceneggiatori di serie torrenziali, delle varie soap opera e via dicendo, sanno benissimo, che la ripetitività è rassicurante da un punto di vista antropologico, e questa è la chiave per capire, per esempio, il successo di trasmissioni che vanno avanti da decenni e sono sempre uguali a loro stesse, proprio perché c'è un plot ben preciso, con delle maschere. Mi vengono in mente anche trasmissioni di intrattenimento in cui i personaggi, i conduttori, gli ospiti fissi interpretano in fondo delle persone alla latina, cioè delle maschere. Ma se vogliamo estendere un po' il discorso, la letteratura latina è la mamma, la nonna di tutte le letterature europee, e quindi studiare la tragedia, la commedia. Ricordo che Shakespeare non li leggeva i tragici greci, le sole tragedie di cui aveva conoscenza sono le tragedie di Seneca. Conoscere l'epica ci mostra una sorta di chiave universale, possiamo dire di minimo comune denominatore per tutte, massimo comune denominatore, si capisce che non ho fatto il liceo scientifico, per tutte, per aprire la chiave, per aprire la serratura, una chiave per aprire la serratura di tutte le letterature. E per questo, secondo me, sarebbe opportuno che la letteratura latina tornasse anche nel liceo linguistico, nel triennio, perché da 2010 non è più, non è più insegnata, e il latino
è presente soltanto nel biennio come forma appunto di educazione linguistica e come tale anche alle medie. Quindi secondo me è una cosa importante anche alle medie. Non si pretende mica che un tredicenne traduca Virgilio. Se però qualche brano dell'Eneide col testo a fronte e discutendo magari in maniera molto piana su anche il lessico, la struttura sintattica, i valori di aggettivi banali come fortis, pius, iustus e via dicendo, di parole come imperium, auctoritas, potestas, se si propongono agli studenti, secondo me facciamo non solo il bene degli studenti, facciamo il bene dei cittadini, che è una cosa un po' diversa. Non voglio insistere, ma io ritorno su Plauto. È una mia fissa l'idea che se lo studi e poi ti diverti, perché mentre studi ti viene da ridere, mentre lei da sorridere. Certo. Secondo me è importante, è un'osservazione personalissima, perché hai a che fare forse col meglio. Poi quando vedi i comici in televisione o al cinema, avendo come metodo di misura Plauto, puoi capire meglio se quello che hai di fronte è un bluff o qualcosa di fatto veramente bene, e di conseguenza gli dai il giusto valore e non rischi di dare valutazioni avventate, entusiaste, superficiali, certo, è esattamente la stessa cosa che penso anch'io, e me lo dicono anche gli studenti. Ho visto questa cosa, ma sa che mi sembrava di vedere le maschere di Plauto aggiornate al 2025, certo. Sì. Poi io l'ho letto solo in italiano perché appunto non ho fatto greco, andiamo anche oltre Aristofane. Se le nuvole di Aristofane, onestamente credo che abbiamo l'apice della letteratura, per così dire, comica. Certo. E ecco, adesso però è importante, lei che proprio anche insegna, quindi proprio scrive e insegna, scrive di latino e insegna latino. Cosa serve perché questo provvedimento non rischi di essere sterile? Perché non può bastare qualcosa che viene dall'alto. Cioè, per esempio, io penso di indovinare che lei, quando cita Anna Cuzzocrea, credo che si indichi anche una certa resistenza, forse o politica o culturale, che potrebbe nuocere a quegli effetti di cui stavamo parlando. Proprio culturale, detto proprio giusto, più che resistenza politica è resistenza culturale, che viene per prima cosa dagli insegnanti, certo la diffidenza dagli studenti, ma anche dagli insegnanti. Quindi io appunto aspetto di vedere poi che contenuti essenziali, quali le indicazioni pratiche concrete su quali contenuti essenziali iniziare a veicolare, su cosa privilegiare, via dicendo. Però secondo me anche un po' la resistenza, che certo c'è degli studenti, ma anche degli insegnanti, che magari partono un po' prevenuti, ma è inutile, ma tanto poi non faranno mai il liceo, non faranno un liceo con il latino. Secondo me è importante che si cominci a smantellare questo, perché a volte siamo noi stessi più realisti del re. E le dirò di più, un liceo, una docente molto, molto appassionata e competente del liceo Colombini di Piacenza ha anche ideato, sta proponendo il latino non solo nelle medie, dove già adesso molto spesso in vista dell'iscrizione al liceo si attivano dei pacchetti di ore, magari pomeridiani, 10, 15, 20 ore per i ragazzi di terza media, ma addirittura per i bambini, per gli studenti della scuola primaria, cominciando da cose banalissime, i numeri, il lessico, i nomi dei giorni, delle divinità, proprio per smantellare quella che è la paura del latino, perché diceva la mia nonna, che non aveva studiato latino, che la paura ti rende schiavo, e molto spesso la paura, la diffidenza verso una materia di cui non ho mai sentito niente, non ho mai sentito parlare, non ho mai fatta, porta anche a scegliere alle scuole superiori non per quello che c'è nell'offerta formativa di un liceo,
ma per quello che non c'è. Ed è molto triste scegliere un liceo dove magari ci sono molte lingue straniere, c'è molta matematica, perché non c'è latino, perché magari, e lo vediamo sempre più spesso, la matematica resta la bestia nera. Allora è importante smantellare questa paura e questa prevenzione, anche per, come dire, consentire una scelta più consapevole, una scelta che non è dettata appunto da quello che non c'è nel piano di studi di una scuola, ma da quello che c'è, e forse in questo modo anche per rendere, se non più piacevole, meno traumatico il percorso anche delle scuole superiori agli studenti. Anche, e aggiungo, c'è una materia trasversale per cui c'è una falcidia che è l'italiano. Anche l'italiano nelle scuole superiori non è la lingua veicolare, ordino il gelato al bar, ma c'è tutta una serie di competenze che, se non vengono sviluppate non solo di analisi di comprensione del testo letterario e poetico, ci fanno uscire dalla scuola superiore come analfabeti funzionali. E questa cosa è gravissima, perché si traduce in un vulnus proprio anche alla nostra capacità di scegliere nella nostra vita quotidiana e di essere cittadini consapevoli. Del resto citiamo un'altra persona che non può essere tacciata di essere un oscuro passatista, Pietro Calamandrei, che è stato un grandissimo giurista, ci diceva che la minorità d'accesso agli strumenti e ai percorsi dell'istruzione si traduce in una minorità d'accesso agli strumenti e agli istituti della vita politica e sociale. E scusate se è poco. E questo non lo dicono i produttori di libri, gli editori di libri latini e latinisti, ecco. Non parliamo, non è che sto parlando pro domo mea, ecco. Professoressa, noi purtroppo dobbiamo chiudere. Allora, ascoltandola parlare di latino, il tempo è volato e questo qualcosa significa. Ringrazio ancora Silvia Stucchi, la leggiamo anche su articoli su Libero, e a risentirci a presto. Professoressa, grazie ancora di tutto. E grazie, buona prosecuzione. Ecco, allora andiamo verso la conclusione di questo Oltre la pagina. Siamo alle 15, quindi non c'è più tempo per altro. Stop. Grazie a Lorenzo il Magnifico, Donna Sveva, meravigliosamente sul trono di comando regia tecnica, e grazie a tutti voi che avete scelto che oggi Oltre a Radio Libertà. Grazie. Miau. Avete ascoltato Oltre la pagina.